Abbiamo messo a disposizione le immagini che in questo momento stanno analizzando e ovviamente siamo pronti a supportare le indagini come è necessario che sia. E proprio le telecamere pubbliche e private posizionate a ridosso di Porta San Tommaso potrebbero consentire agli agenti della squadra mobile di Treviso di stringere il cerchio attorno alla banda di giovanissimi che sabato sera ha aggredito brutalmente dei coetanei poco dopo le 22, procurando loro contusioni e ferite. Si procede per lesioni in concorso. Al momento i soggetti identificati sono 4, un maggiorenne di nazionalità kosovara e 3 minorenni italiani di seconda generazione, 2 dei quali con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, insomma dei volti noti a dispetto dell'età. Altri nomi potrebbero emergere nelle prossime ore man mano che si visioneranno i filmati. All'appello mancherebbero altri 4 soggetti, stando almeno alla descrizione fatta dalle vittime. Solo al Bottegon, locale simbolo della zona, ci sono 9 telecamere, 3 in particolare potrebbero svelare dettagli utili. Sono 4-5 ore che prendono tutta la fascia dall'aperitivo fino a tarda serata sostanzialmente. È un po' difficile per noi identificare un momento perché non ce ne siamo accorti, è successo dietro la porta, quindi qui non è successo niente di rilevante. Questo infatti è un tema. L'aggressione materialmente è avvenuta davanti Porta San Tommaso, sul lato del Put, un'area che non sarebbe coperta da occhi elettronici. Ci sarebbero però delle foto scattate nell'immediato e fatte da altri ragazzi. La gang si è poi data la fuga in direzione del centro e sembra probabile che dopo essersi dispersa sia ritornata a popolare i bar della zona verso le 23:30, come se nulla fosse accaduto, mentre dalla questura trapela ottimismo. Le famiglie delle vittime continuano a chiedere giustizia. Tutti e 4 i ragazzi aggrediti hanno sporto denuncia. L'ultima in ordine di tempo è quella dell'unico minorenne che ha riportato 10 giorni di prognosi per una lesione al capo. La situazione più delicata è quella del 19enne che nelle prossime ore sarà sottoposto a operazione per una frattura orbita e mandibola. Ad aggiornare la situazione è la madre. Fa fatica anche a mangiare, la faccia è enorme e speriamo che non sia peggiorata in questi giorni nell'attesa. Io sono sicura che comunque le indagini facciano il loro corso e che i ragazzi vengano identificati. Siamo nel giusto, c'è stata un'ingiustizia, quindi bisogna anche farsi valere, o no? Comandano sempre gli altri, sempre questi ragazzi? No, non esiste. Con le famiglie stanno anche gli esercenti di Porta San Tommaso. Lo stesso Alessandro Arboit scatta una fotografia precisa di uno stato d'animo diffuso. Per 20 cretini ci sono 2000 bravi ragazzi e questo va ribadito perché altrimenti dipingiamo una situazione che è esageratamente negativa. C'è un problema che riguarda una frangia minoritaria che va gestita con immediatezza e con azioni risolutive.